Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Apriamo con la cronaca. Hanno picchiato il datore di lavoro per ottenere i soldi di prestazioni non ancora pagate. Il fatto è accaduto ieri sera a Pordenone. In manette sono finiti 4 stranieri per rapina, danneggiamenti e lesioni a pubblico ufficiale. Vediamo. Picchiano il datore di lavoro per reclamare compensi non corrisposti. 4 stranieri sono stati arrestati dalla polizia di Pordenone per rapina, danneggiamenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e saranno processati per direttissima. È successo ieri sera alle 21 quando è giunta alla sala operativa della questura una segnalazione per una violenta lite in via Santa Caterina. Giunti sul posto, gli agenti delle volanti hanno notato 4 giovani che inseguivano una persona per poi picchiarla con pugni e calci. I poliziotti hanno messo in una volante l'aggredito per sottrarlo alle violenze e cercato di calmare i 4, aiutati da altre 2 pattuglie. Gli aggressori però hanno cominciato a inveire contro gli agenti e circondato la vettura cercando di aprire la portiera e danneggiando la carrozzeria. A questo punto gli uomini delle forze dell'ordine hanno dovuto usare lo spray e il peperoncino per calmare il gruppo di esagitati. Accompagnati in questura, dove oltre a denudarsi e a sputare per terra hanno continuato a denigrare i poliziotti, a 2 dei quali è stata diagnosticata una prognosi di 5 giorni per contusioni, i 4 sono risultati essere 3 cittadini afghani, uno pakistano tra i 23 e i 27 anni, titolari di permesso di soggiorno per asilo politico e protezione sussidiaria e gravati da precedenti per reati in materia di stupefacenti, estorsione, rapina e ricettazione. Il gruppo ha cercato di giustificare il proprio comportamento affermando che l'aggredito, un 45enne pordenonese e il loro datore di lavoro, al quale è stata diagnosticata una prognosi di 5 giorni per contusioni, doveva loro dei soldi per lavori non ancora pagati. Uno di loro si era anche impossessato del cellulare della vittima. Così, data la flagranza di reato, i 4 sono stati arrestati. 2 sono stati portati nel carcere pordenonese, gli altri trattenuti in cella di sicurezza. Il questore Marco Dorisio ha avviato le procedure di revoca dei loro permessi di soggiorno. Un bar di San Quirino ieri sera è rimasto aperto oltre l'orario consentito violando le norme anti-Covid. Il titolare e i giovani presenti sono stati sanzionati dai carabinieri. A Pordenone invece è finito nei guai un ragazzo che aveva rubato gasolio. Un bar chiuso per il non rispetto delle norme anti-Covid e un giovane pizzicato a rubare gasolio. Questo è il risultato dell'attività dei carabinieri del Friuli occidentale negli ultimi giorni. Gli uomini dell'Arma di Aviano, nella serata di mercoledì 24 febbraio, su segnalazione di diversi cittadini, hanno controllato il bar La Frasca a San Quirino. All'interno i militari hanno trovato una decina di giovani del luogo intenti a bere oltre l'orario consentito, sanzionati avventori e titolare. Il locale è stato anche chiuso per 5 giorni con segnalazione alla prefettura. I carabinieri della sezione radiomobile, invece, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, hanno fermato un giovane per un controllo stradale a Villanova di Pordenone. Il 22enne pugliese, residente in città, si è dato alla fuga a piedi, subito rintracciato. Nella sua auto sono state trovate 4 taniche con 85 litri di gasolio che aveva precedentemente rubato da un mezzo fermo in un cantiere in zona Interporto. Il responsabile del furto è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria, anche per la guida senza patente, mai conseguita, ed è stato sanzionato per la violazione del coprifuoco. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Passiamo ora al report sul fronte del coronavirus. Sale il numero dei nuovi casi di positività. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.657 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 449 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,74%, in salita rispetto al 5,36 di ieri. Sono inoltre 3.385 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 234 casi, pari al 6,91%. Nel complesso le nuove positività sono 683. Per quanto riguarda le varianti del coronavirus, quella inglese è presente nel 26% dei campioni del 18 febbraio. Non sono comparse invece la mutazione sudafricana e quella sudamericana. I decessi registrati sono 15, 2 dei quali in Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56 e quelli in altri reparti calano a 335. Dati comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Voltiamo pagina e parliamo di politica. Nuovo incarico da sottosegretario nel governo Draghi per la deputata sacilese Vannia Gava, esponente della Lega, che ricoprirà il ruolo nel nuovo Ministero della Transizione Ecologica.
La deputata friulana della Lega Vania Gava torna a ricoprire il ruolo di sottosegretario. Dopo la sua nomina all'ambiente con il Conte 1, l'onorevole Di Sacile è stata scelta da Draghi tra i 39 nuovi sottosegretari. Gava ricoprirà il ruolo nel nuovo Ministero della Transizione Ecologica voluto dal Movimento 5 Stelle. Con il suo nome, il partito guidato da Matteo Salvini, che ha ottenuto 9 sottosegretari, conferma la fiducia all'esponente friulana in un ruolo strategico e soprattutto in ottica green per il futuro. A Gava sono arrivate le congratulazioni e l'augurio di buon lavoro da tutti gli esponenti della Lega del Friuli Venezia Giulia, in particolare dal coordinatore ed europarlamentare Marco Dreosto. La Lega Friuli Venezia Giulia c'è. Con la nomina di Vania Gava a sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica, Matteo Salvini premia il nostro territorio, affidando questo importante e delicato incarico a una figura di spicco della nostra regione e del nostro partito a Roma. La conferma della strategia vincente della Lega è quella di legare sempre il buon governo con il territorio e portando avanti le istanze delle nostre genti e dei nostri cittadini. Ora è necessario continuare a fare squadra tra Regione Friuli Venezia Giulia, Roma e Bruxelles. Con il governatore Fedriga, 4 parlamentari, 2 senatori, 2 eurodeputati ed ora un componente del governo Draghi, la Lega Friuli Venezia Giulia lavorerà in sinergia per il rilancio della nostra economia e del nostro territorio. Gava ha accolto con soddisfazione la nomina e si è detta pronta a mettersi subito al lavoro. E sul fronte dell'economia, nuove opportunità in vista per l'Interporto di Pordenone. Dare vita a un corridoio doganale che unisca Pordenone all'area portuale di Trieste, creando così una vera e propria regione porto a servizio dell'intero sistema produttivo del paese. È l'ipotesi avanzata ieri a Venezia durante l'incontro avvenuto tra l'amministratore delegato di Interporto Centro Ingrosso Pordenone, Giuseppe Bortolussi, e una delegazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, guidata dal direttore territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia, Davide Bellosi. Nell'incontro, svoltosi nella logica di una costante, crescente e consolidata collaborazione tra i due enti, Bortolussi ha illustrato gli investimenti realizzati con il coinvolgimento della Regione nell'hub intermodale sull'intero polo logistico della città sul Noncello, che mostrano la crescente importanza strategica del sistema produttivo del territorio e dei distretti dell'intero nord-est. Dal canto suo, Bellosi ha sottolineato come l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia sempre più orientata a sviluppare servizi dove la tecnologia, l'automazione e l'intelligenza artificiale possano integrarsi al fine di rendere ancora più agevole l'operatività in relazione ai traffici delle merci. Ci spostiamo adesso a Pordenone per parlare di un buco che si è creato in Viale Grigoletti davanti all'ingresso del Don Bosco a causa del dissesto delle condutture e di parte del terreno che è infiltrato nelle tubazioni. A quel punto sono intervenuti nel pomeriggio la polizia locale e i tecnici del comune che hanno ispezionato le tubazioni per valutare la situazione. Con tutta probabilità nei prossimi giorni ci saranno dei lavori che limiteranno la circolazione sul viale, compresa la pista ciclabile e su via Cavalleria. Una messa celebrata ieri sera dal vescovo della diocesi di Concordia Pordenone nella chiesa del Beato Odorico è servita per chiedere un aiuto al mondo del commercio e alle loro famiglie, a tutte le persone in difficoltà per la pandemia. Sentiamo. Per noi credenti chiedere l'intercessione dell'Ente Supremo è sicuramente una cosa importante e lo facciamo anche per quelli che non sono credenti ma che operano in questo settore molto delicato, il commercio, il turismo, i servizi, ma anche tutte le altre attività, perché chiedere questo aiuto superiore per noi vuol dire chiedere aiuto non solo per i nostri imprenditori, ma per tutto ciò che sta dietro, le filiere. Pensate a tutte le aziende che sono ferme, le palestre, tutto il settore della cultura, i nostri bar e ristoranti che arrancano, gli alberghi, le località turistiche anche del nostro territorio, quelle sciistiche. Chiediamo con intercessione di questa Santa Messa, grazie a Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Pellegrini, a Don Tarcanelli e a Monsignor Pighin che concelebreranno, di intercedere per questo grande aiuto di cui noi tutti oggi abbiamo bisogno. Vorrei ricordare anche tutte le persone che sono mancate, tutti coloro che stanno aiutando il territorio, dal personale medico, quello infermieristico, alle forze dell'ordine che devono anche presidiare il territorio per evitare ulteriori danni della pandemia. Ecco,
chiediamo un aiuto veramente per tutti. Abbiamo celebrato proprio insieme, sono stato contento di pregare insieme con tutti i commercianti, ma in rappresentanza di tutte le categorie che sono in crisi e che in questa situazione stanno veramente soffrendo, no? Ho sottolineato e abbiamo richiamato che noi cristiani abbiamo anche un compito importante, che è quello di portare, di essere seminatori di speranza. Perché? Perché il Signore non ci lascia soli, il Signore cammina insieme con noi. Siamo allo sport con il ciclismo. Ieri sera è stato svelato il percorso del Giro d'Italia 2021. Il Friuli occidentale ritorna protagonista con una partenza di tappa per la Sacile Cortina del 24 maggio e anche Maniago e la Pedemontana si tingeranno di rosa nella tappa Cittadella Zoncolan di 2 giorni. Prima sentiamo le voci dei sindaci. Questa partenza è già un traguardo per noi come città, perché dopo tanti anni siamo riusciti a concretizzare questo sogno e l'evento è un evento sul quale stiamo lavorando ormai da parecchio tempo. La conferma è stata data l'altro giorno con l'ufficializzazione del percorso. La 16ª tappa si configura come un'iniziativa che farà ripartire la città. Noi su questo ci contiamo molto, perché è un momento che è ancora, come dire, difficile da definire nei dettagli, ancora per il fatto che la pandemia non ci consente di essere così precisi su cosa esattamente saremo in grado di fare anche con gli eventi correlati molto importanti nella settimana precedente. Stiamo comunque sul pezzo lavorando su 2 livelli, quello dove sarà possibile fare molto, quello che ci auguriamo naturalmente, e laddove invece non sarà consentito e possibile fare tutto ciò che abbiamo in previsione, abbiamo comunque in campo delle attività che consentiranno di dare il giusto rilievo all'iniziativa e far riportare Sacile sulla piazza internazionale. Ospitare il passaggio della tappa e anche ospitare un traguardo volante per noi rappresenta sempre un motivo di grande soddisfazione, di grande significato. E poi, notizia dell'ultima ora, Maniago sarà anche protagonista del giro parallelo d'Italia, quello di e-bike. Sì, qui si tratta di riprendere un po' un appuntamento e un filo che si era interrotto lo scorso mese di ottobre anche a causa del Covid. Maniago avrebbe dovuto ospitare proprio lo scorso anno la tappa che partendo da Maniago poi sarebbe andata fino al Piancavallo, ma il Giro d'Italia e-bike proprio a partire dalla tappa che aveva il suo inizio presso la piazza di Maniago venne interrotto a causa del Covid. Quest'anno fortunatamente il Giro passa ancora dalle nostre parti e conseguentemente anche il giro e-bike, quindi quello delle biciclette elettriche o per intendersi a pedalata assistita, avrà la possibilità di partire da Maniago per concludersi ancora una volta sullo Zoncolan. E proprio alle tappe friulane del Giro d'Italia è dedicato lo speciale curato da Francesca Spangaro, in onda subito dopo il nostro telegiornale. L'edizione di Pordenone torna invece domani alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.